Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con questo nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Segnatevi in agenda, venerdì 5 aprile alle ore 9:30 a Legnaro, in provincia di Padova, in Corte Benedettina, si terrà un importante convegno organizzato da Veneto Agricoltura, d'intesa con la Regione Veneto, che faremo un po' una fotografia del settore agricolo, soprattutto in vista della riforma della PAC per il periodo 2021-2027. Il pretesto di questo convegno sarà strutturato in maniera un po' innovativa, interverranno esperti a diversi livelli, è dato però il pretesto dalla pubblicazione del quaderno numero 20 della collana di Veneto Agricoltura, che noi abbiamo intitolato Agriconfronti, l'agricoltura veneta e le sfide europee. Siamo con il collega il dottor Renzo Rossetto, grazie Renzo per essere qui con noi oggi, di Veneto Agricoltura. Buongiorno. Che è l'autore principale di questa nuova pubblicazione di Veneto Agricoltura. Vi ricordo, e spendo due parole per dire che la collana di questa collana di Veneto Agricoltura, giunta alla 20ª edizione, tutti i precedenti numeri possono essere scaricati dal sito di Veneto Agricoltura. Sono pubblicazioni molto importanti che affrontano tematiche varie legate ai diversi settori dell'agricoltura. Quindi, come vi avevo detto, segnatevi in agenda, venerdì 5 aprile alle ore 9:30. Renzo Rossetto, il dottor Renzo Rossetto lavora qui a Veneto Agricoltura all'Osservatorio Economico Agroalimentare e Forestale. E di cosa si occupa questo osservatorio? Poi entriamo a parlare della pubblicazione. Monitoriamo tutte le dinamiche economiche del settore primario, quindi produzione, commercio, consumi, prezzi, fornendo informazioni aggiornate a tutti quelli che possono essere interessati a questo tipo di dati. L'osservatorio è l'autore principale di questa nuova pubblicazione, la 20ª uscita. Cosa sono gli agriconfronti? Gli agriconfronti sono molto semplicemente mettere a confronto le performance del Veneto con quelle dell'Italia e degli altri stati europei, utilizzando dati statistici ufficiali desunti dall'Eurostat, che è l'istituto di statistica europeo, e la loro utilità principale è quella di poter confrontare negli anni come sono andati gli andamenti della nostra regione, per esempio, a confronto con quelli degli altri competitors europei su alcuni temi. Benissimo, e i temi che noi con questo quaderno abbiamo preso in considerazione sono 5, ovvero il numero e le dimensioni delle aziende agricole, l'occupazione, il settore vitivinicolo, il mais e il settore del biologico. Esatto. Quindi per questi 5 comparti abbiamo fatto dei confronti tra il Veneto, l'Italia e i paesi dell'Unione Europea. E tutti gli altri stati europei. Allora, partiamo, abbiamo qualche minuto per ciascuno di questi comparti e vediamo di fare una fotografia partendo ovviamente dalle dimensioni e dal numero delle aziende. Sì. Cosa sta succedendo? Cosa è successo nell'ultimo decennio? Non scopriamo certo l'acqua calda, però è interessante comprovare certe affermazioni con dati certi. Quello che emerge per esempio sulle imprese è che l'agricoltura europea è un'agricoltura frammentata. Ci sono più di 10 milioni di aziende agricole in Europa, il 60% è concentrato in 3 soli stati, Romania, Polonia e Italia. L'Italia ha più di 1 milione di aziende agricole e la particolarità è che sono distribuite, come più o meno succede a livello europeo, prevalentemente in aziende di piccole dimensioni. Oltre il 60% delle aziende agricole europee, italiane e del Veneto hanno meno di 5 ettari. Quindi vuol dire che la dinamica che contraddistingue l'agricoltura veneta non si discosta di molto da quello che succede negli altri paesi, a differenza di Romania, che dicevi. Allora, non si discosta molto da quello che è le dinamiche principali dell'Unione Europea, come avviene per esempio anche in Romania,
ed è una cosa che è insita al modello strutturale della nostra agricoltura, costituita da piccole particelle, legata ad aspetti morfologici piuttosto che storici. Si discosta notevolmente da quelle che sono per esempio i principali competitors europei, tipo la Francia, la Gran Bretagna, gli altri principali stati agricoli, perché invece in quegli stati lì c'è un modello completamente diverso. Prevalgono le aziende con più di 50 ettari, aziende di grandi dimensioni, che sono oltre il 40% del totale delle aziende agricole di quei paesi e che occupano oltre l'80% della superficie agricola. Quindi sono dei modelli agricoli in cui prevalgono le aziende di grandi dimensioni che possono sfruttare le economie di scala. Su questo aspetto l'agricoltura veneta e anche quella italiana deve recuperare, perché potrebbe soffrirne di più rispetto ad altre. Benissimo. Passiamo invece all'occupazione. Cosa si può dire riguardo all'occupazione in agricoltura? Anche la dinamica degli occupati in agricoltura presenta una dinamica tendenzialmente di diminuzione in questi ultimi 10 anni, come anche quella delle imprese che sono in calo generalmente in tutti gli stati europei. La particolarità della regione Veneto è che invece in questi ultimi anni ha visto un aumento degli occupati agricoli, più o meno sono aumentati in Veneto del 18%, laddove a livello europeo sono diminuiti del 18%. Un'altra particolarità dell'occupazione è che, cose che sono ovviamente già note di per sé, in realtà, ma è un'occupazione che è ancora prevalentemente di tipo maschile. Le quote rosa sono in una percentuale, le donne occupate in agricoltura sono una percentuale più bassa di quella dei maschi. La particolarità del Veneto è che mentre in Europa le donne sono circa il 33% degli occupati, in Veneto sono il 20%, quindi un'occupazione femminile ancora più bassa rispetto a quella italiana e a quella europea. Una particolarità invece del Veneto è che mentre che registra un aumento degli occupati indipendenti. Che vorrebbe dire cosa esattamente? Che vorrebbe dire che gli occupati indipendenti sono quelli che danno il polso della situazione, della propensione ad investire in agricoltura. Quindi il fatto che in Veneto ci sia un aumento degli occupati indipendenti superiore a quello degli altri paesi europei vuol dire che nella nostra regione c'è stata una maggior propensione ad investire in agricoltura, che può essere magari dipesa da dinamiche che sono state portate avanti in questi anni dalla regione Veneto. Certo. E possiamo collegare questo ragionamento al settore vitivinicolo, che è l'altro agriconfronto che viene fatto, cioè gli investimenti maggiori forse interessano di più questo comparto? No, non necessariamente. La particolarità del settore vitivinicolo che in Europa è concentrato essenzialmente in 3 stati, Francia, Spagna e Italia, è che sono notevolmente aumentati in questi anni le esportazioni. Il Veneto ha realizzato una tra le performance maggiori in termini di crescita dell'export, che ha superato i 2 miliardi di euro e praticamente è più che raddoppiato negli ultimi 10 anni. La particolarità del commercio del vino in Europa è che si vedono proprio delle dinamiche differenti nelle scelte strategiche tra paesi. La Francia ha diminuito le esportazioni all'interno dell'Unione Europea e invece ha aumentato l'export verso paesi extra UE, principalmente sud-est asiatico, estremo oriente, Australia. Probabilmente ha cercato di diventare leader in paesi in cui probabilmente c'è anche forse una maggior incasso, certo, una maggior redditività. E parallelamente lo spazio liberato dalla Francia in Europa è stato immediatamente preso dalla Spagna e dall'Italia, che invece hanno incrementato la loro export a livello europeo. Il Veneto ha avuto rispetto a Spagna e Italia una dinamica di sviluppo più omogenea. Ha raddoppiato l'export sia all'interno dell'Unione Europea sia all'extra UE. Benissimo. Un altro agriconfronto che abbiamo affrontato qui nella pubblicazione riguarda il comparto del mais. Allora, anche il comparto del mais ha la particolarità legata al commercio con l'estero di mais. La particolarità qual è? È quella che negli ultimi 10 anni sono notevolmente diminuite le superfici, soprattutto in Italia e in Veneto rispetto all'Unione Europea. Il Veneto ha perso il 40% di superfici di mais, quando in Europa se ne sono persi il 2%.
È notevolmente aumentata la produzione per il miglioramento delle rese, però nello stesso periodo i consumi, quindi la domanda di mais, è aumentata in maniera più che proporzionale alla produzione. Quindi l'Unione Europea si trova ad essere dipendente dalle importazioni di mais. E questo può essere preoccupante in prospettiva, perché dipendere dall'esterno per le importazioni, che sono principalmente provenienti dall'Ucraina per il 50% e dal Brasile, vuol dire dipendere dalle dinamiche di offerta e domanda internazionali ed essere sottoposti a un maggior rischio di fluttuazione dei prezzi. Sì. Il Veneto e l'Italia presentano un indice di autosufficienza notevolmente più basso dell'Unione Europea. Per fare un esempio, se in Unione Europea l'indice di autosufficienza, che indica quanto la produzione di un paese è proveniente dall'interno, se in Unione Europea questo indice è pari allo 0,8, in Italia è pari allo 0,54 e in Veneto allo 0,52, quindi la nostra regione e la nostra nazione sono molto dipendenti e molto in pericolo, diciamo così, da questo punto di vista, dalle importazioni di mais dall'esterno. Perfetto. Finiamo con il comparto del biologico. Allora, in biologico ci sono note positive, perché l'Italia è il principale paese per numero di operatori biologici in Europa e il secondo per numero di superfici investite, e ha la particolarità rispetto a quello che sono l'andamento degli investimenti nel biologico in Europa, che mentre nell'Unione Europea le superfici sono prevalentemente prati e pascoli e foraggiere, l'Italia ha una prevalenza sì anche di queste tipologie di investimenti in biologico, ma soprattutto nelle colture vere e proprie. Per esempio l'Italia è il principale paese per superfici investite a cereali in Europa, con circa 300.000 ettari. È il secondo paese per investimenti in superficie a vino biologico, a vite biologica. E quindi la particolarità intanto sono queste. L'altra è che però il Veneto, che ha fatto registrare la miglior performance in termini di aumento degli operatori, sono più che raddoppiati negli ultimi 10 anni, ha aumentato le superfici solo del 50%, che è più o meno inferiore alla media europea, che è oltre il 70%. Cosa vuol dire? Che gli investimenti degli imprenditori agricoli in biologico sono stati meno rilevanti rispetto a quelli degli altri stati europei, quindi c'è stato quasi un rischio calcolato, vogliamo dire, un po' con il freno a mano tirato. Benissimo. Renzo, il tempo che abbiamo a disposizione si è esaurito. Ringraziamo il dottor Renzo Rossetto per essere stato qui con noi oggi. Ricordiamo allora, prima di tutto, che la pubblicazione può essere scaricata dal sito internet di Veneto Agricoltura, che la pubblicazione verrà presentata ufficialmente il prossimo 5 aprile a Legnaro presso la Corte Benedettina alle ore 9:30. In quell'occasione quindi ci sarà il mondo dell'agricoltura raccolto. Discuteremo di questi temi anche con le organizzazioni agricole, ma anche con i politici agricoli a livello regionale, nazionale ed europeo. Faremo il punto sulla PAC post 2020. Vi aspettiamo. Grazie e un arrivederci alla prossima settimana.